Stadio Francesco d'Assisi di Nocera, ben ritrovati amici della WeSport con le immagini del campionato di Serie D. La terza giornata vede la Nocerina ospitare il Città di Messina. La formazione molossa ha trovato una sconfitta nell'ultimo turno contro la Cireale per 2-1. Il Città di Messina si è fermato nella prima casalinga del Franco Scoglio, risultato di 3-4 in favore del Gela. Due squadre appaiate a quota un punto in classifica cercano il primo successo stagionale. Il Città di Messina, orfano di mister Furnari in panchina, squalificato per 2 turni, si affida a Nino Torre, confermato il 3-5-2, Civa Amella in porta con Cannino sull'esterno destro, in avanti confermati Feulasier e Galesio. Centrocampo ritrova il posto Quintoni, dall'altra parte la Nocerina si affida in avanti a Simonetti e Orlando. Si può iniziare con le immagini riguardanti il primo tempo, subito un acuto della Nocerina, più che altro una svista qui da parte di Amella che svirgola male, poi Bellopede riesce in qualche modo a allontanare la prima occasione e di marca locale. Poi Città di Messina si scuote qui con Feulasier che controlla il pallone, la corrente Cannino sulla destra affronta Koulibaly, il numero 2 lo salta, prova a mettere il pallone dentro, allontana la difesa della Nocerina con salto che mette in calcio d'angolo ancora Città di Messina. Il lancio di Quintoni sulla sinistra, Galesio è ben posizionato, vede dentro il movimento di Feulasier che scarta un avversario, ancora Santiago Feulasier, il pallonetto a centimetri dal palo, sfiora il vantaggio il Città di Messina al Francesco d'Assisi con questo acuto della coppia Galesio-Feulasier. Ottimo il lancio di Quintoni dalle retrovie a innescare gli attaccanti, non riescono i giallorossi a trovare il gol del vantaggio. Reazione della Nocerina qui con Ruggero che cerca Simonetti, il pallone viene messo dentro per la corrente, Orlando arriva leggermente in anticipo e manda il pallone sul fondo il numero 10, ancora Città di Messina qui con Fragapane che prende campo per vie centrali. Sulla destra c'è smarcato Cardia, prova a mettere il pallone all'incrocio dei pali, Francesco Cardia però manda alto sulla porta difesa da Feola. Finirà così il primo tempo, poche emozioni. Simone Taricone della sezione di Nocera manda le due squadre negli spogliatoi, ci sarà subito un cambio, le file del Città di Messina, qualche problema fisico per Bellopede rilevato da Dama sul rettangolo verde. Il secondo tempo si apre però con un acuto da parte di Festa che salta Cannino e Dama prova la conclusione mandando il pallone alto sopra la traversa, ancora Nocerina in avanti, proiezione offensiva con la conclusione di Ruggero. In 2 tempi riesce poi a intervenire Amella, allontanerà alla fine Bombara che allontanerà il pericolo, chiedevano il calcio di rigore quelli della Nocerina, non vedo lo stesso avviso. Taricone, entra Calcagno nelle fila delle Città di Messina, poi si addormenta completamente la retroguardia giallorossa, passa allora facile Ruggero, conclusione deviata da Trevisan ed è il gol del vantaggio della Nocerina che sblocca il risultato nel secondo tempo. Una partita abbastanza scialba, abbastanza noiosa, poche occasioni da una parte e dall'altra, e dopo una prima frazione ordinata da parte del Città di Messina la Nocerina ha reagito nel secondo tempo portandosi in vantaggio. Entrano Graziano e Bonamonte, prova un trend più offensivo del Città di Messina qui con il rinvio svirgolato della Nocerina. Galesio si sventa sul pallone, la sfera a pochi centimetri dal palo, sfiora il gol del pareggio il Città di Messina. Entra anche Alessandro Codagnone, 2 espulsioni nel finale con Cioffi allontanato per manata su Galesio e poi l'intervento a gamba alta da parte di Codagnone sul numero 7 Odierna. Non ci saranno più occasioni in questa partita, infatti di a poco arriverà il triplice fischio, vince la Nocerina, primo successo stagionale per la formazione di mister Viscido, perde per la seconda volta consecutiva il Città di Messina a quota 1, adesso sfida cruciale contro il Portici.